Buongiorno a tutti, sono Gianfranco Bonfanti, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e intanto ringrazio il padrone di casa che ci offre sempre questo spazio straordinario. La Fondazione è sempre stata molto attenta ai nostri bisogni e direi che se potessimo lavorare qui saremmo felici tutti i giorni, però questa è un'eccezione che noi crediamo molto. Cosa fa un direttore di dipartimento? La cosa più noiosa del mondo, riceve le regole e si inventa le eccezioni. Quindi il tema che riguarda tutti noi è che è il tema di oggi, che bisogna qualche volta essere liberi e sapere improvvisare. Sapere improvvisare non significa non avere delle regole, non significa avere delle posizioni preconcette, significa pensare a quello che ci sta intorno e dove siamo. Quindi credo che sia fondamentale per noi fare un ragionamento. I direttori sono qui per rompere le scatole, lo dico pubblicamente. Ricevono ordini e devono dare delle indicazioni, ma non è mica detto che non possano pensare, come non è detto che chi riceve gli ordini non debba pensare e non debba trovare all'interno di questi pensieri delle eccezioni ex capo presi attraverso. Allora, io ringrazio la vostra presenza, ma vi invito a tenere presente che il tema di oggi, che il dottor Deli Stefani sapeste, poverino, come lo tormento tutti i giorni, lui non dorme la notte perché gli continuo a dire, lui vuole da me la regola e io invece gli chiedo l'eccezione. Quindi lo ringrazio in prima persona perché riesce a tollerare questa difficoltà. Io qui potrei farvi la scenetta, ma lui è solito, viene fin davanti al mio studio, si ferma un metro davanti, sta lì, pensa, 3 volte su 4 torna indietro, perché teme che io possa in qualche modo dare una regola che è il contrario del suo pensiero. Questo capita a tutti noi, avere in testa una cosa, pensare che sia una cosa adatta, che sia una cosa che sta all'interno di una sinfonia, ma non riesce a sentire gli altri. Quindi l'invito è, visto che il tema di oggi sarà musicale, ma musicale sensato, di pensarci tutti come una grande orchestra, dove ci sono dei direttori che cercano di dare dei tempi, dei ritmi, ma dove ci sono sicuramente dei suonatori che non possono ascoltare il loro strumento senza sentire che a fianco ce n'è un altro, e trovare un'armonia. Io vi auguro armonia e vi auguro